Sicurezza sul lavoro, gravissimo incidente all'aeroporto Marco Polo. Un quarantenne è stato travolto da 2 camion durante le manovre di retromarcia. È in prognosi riservata. Il comune di Fossò sarà parte civile nel processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin nella sua zona industriale e dove si è consumata l'aggressione che ha portato alla morte della studentessa. Il mio amico non avrebbe mai assunto cocaina, volontariamente a dirlo a un amico di Alex Marangono dopo i risultati degli esami tossicologici. La mamma aggiunge: ci risulta che il decesso sia avvenuto per i colpi ricevuti. L'acqua alta non supera i 100 centimetri, fermando momentaneamente le polemiche per la mancata attivazione del Mose in piazza San Marco, promosso il nuovo sistema anti-allagamento. Bagnino di Cavallino Treporti salva una turista straniera di 70 anni che aveva accusato un malore in mare, viene multato di 1.032 euro per non aver avvisato prima la capitaneria. Campo da calcio parrocchiale negato, la squadra femminile a Meola, il parroco precisa che il motivo è stata la mancanza dei tempi necessari per valutare la domanda prima dell'inizio della stagione. Aperto oggi Mestreland, il grande parco di divertimenti di Mestre, che per 11 giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino, ospita altre 60 attrazioni. Eccoci, buonasera, ben ritrovati il telegiornale di Venezia e provincia e partiamo con la notizia di un altro grave incidente sul lavoro proprio all'indomani della manifestazione pubblica della UIL per chiedere più attenzione ai lavoratori. L'incidente è avvenuto all'aeroporto Marco Polo, partiamo da qui. È ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre il quarantenne dipendente di una ditta appaltante rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'aeroporto di Tessera, dove i vigili del fuoco stanno realizzando il nuovo hangar del reparto volo. 2 camion, uno carico di calcestruzzo, l'altro impegnato nei getti per la costruzione, hanno travolto il lavoratore durante le manovre di retromarcia, provocandogli gravissime lesioni alle gambe. Non è purtroppo un caso isolato, un inedito, sono stati più di 985 i casi lo scorso anno in cui i lavoratori infortunati hanno avuto delle menomazioni permanenti. Questo vuol dire che questi infortuni gravissimi condizioneranno e cambieranno la vita di questi lavoratori per sempre. Quello che noi denunciamo è che questo stillicidio, questi continui infortuni senza sosta nella nostra provincia continuano ad aumentare. Anche quest'anno i primi dati ci dicono che non c'è nessuna inversione di tendenza chiara e netta nella riduzione degli infortuni. Allora serve intervenire. Un incidente, l'ennesimo, che avviene all'indomani della manifestazione organizzata dalla UIL all'Arsenale, dove hanno sfilato 101 bare a simboleggiare le vittime sul lavoro dello scorso anno in Veneto. Dopo la nostra manifestazione di sensibilizzazione dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione e mi auguro che questa situazione degli infortuni sul lavoro prenda una piega diversa. Se non lavoriamo tutti insieme per una cultura della vita, per una cultura della sicurezza forte, con l'impegno di tutti non andremo da nessuna parte. Concorde anche Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia. Serve diffondere la cultura alla prevenzione, dice, e alzare ancora di più il livello di guardia, intensificando i controlli nei cantieri. Non è più possibile, conclude, andare avanti così e tutte le parti in causa devono fare la propria, dagli imprenditori ai committenti, dalle istituzioni ai sindacati. Il comune di Fossò si costituirà parte civile al processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin che si apre lunedì a Venezia, la zona industriale di Fossò. Lo ricorderete, è il luogo in cui si è consumata la tragedia. Fossò è molto probabilmente il luogo in cui Giulia Cecchettin ha cessato di vivere la notte dell'11 novembre 2023 e a pochi giorni dalla prima udienza del processo per omicidio a carico del suo ex fidanzato Filippo Turetta, l'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi parte civile per danno d'immagine. La zona industriale di Fossò è stata teatro di alcune delle fasi più violente e drammatiche dell'assassinio, alcune delle quali riprese in parte da delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le ricostruzioni, Giulia era già stata ferita a Vigonovo, appena a pochi passi da casa, ma è stato nella zona industriale di Fossò che si è drammaticamente conclusa l'aggressione mortale. Giulia era anche riuscita ad aprire lo sportello dell'auto di Turetta tentando una fuga disperata, ma era stata raggiunta dal suo aggressore. Lunedì, come deciso dalla Giunta, anche il comune di Fossò sarà tra gli enti e le associazioni che si costituiranno parte civile. Il mio amico non avrebbe mai preso cocaina, sono le dichiarazioni di un amico di Alex Marangon. Il giovane trovato morto sul Piave aveva partecipato ad un ritiro all'abbazia di Vidor e poi ci sono le dichiarazioni della mamma. L'ascoltiamo.
Siamo sicuri che Alex non ne facesse uso, potrebbe essere che gliel'abbiano messa nell'ayahuasca. Sarà interessante vedere l'esame del capello anche sugli altri partecipanti. Sono le dichiarazioni di Sabrina, mamma di Alex Marangon, all'indomani della rivelazione emersa dagli esami tossicologici che avrebbero riscontrato la presenza di cocaina nel sangue del 25enne di Marcon, morto a Vidor. La donna, ancor più provata, contattata telefonicamente, non se l'è sentita di parlare al microfono, ma di rilasciare appunto queste dichiarazioni, aggiungendo: in ogni caso non ci risulta che il decesso sia dovuto a sostanze stupefacenti, ma dai colpi ricevuti. C'è poi un messaggio arrivato da un amico di Alex. Era il primo a disprezzare la cocaina, si legge. Addirittura se avesse saputo che uno dei suoi amici ne faceva uso si sarebbe di certo arrabbiato e l'incoerenza continua non faceva parte di lui. Se c'è una cosa di cui sono sicuro, conclude, è che il mio amico non abbia mai assunto cocaina volontariamente. Intanto la Procura di Treviso resta ferma sull'ipotesi di omicidio volontario. Nessuna modifica o integrazione al momento, che potrebbe avvenire solo dopo gli esiti definitivi degli esami tossicologici. Ancora una giornata di acqua alta a Venezia, il picco però non ha superato i 100 centimetri come previsto, fermando momentaneamente anche le polemiche per la mancata attivazione del Mose. Anche stamattina Venezia si era svegliata con le sirene che avvisano dell'arrivo dell'acqua alta, ma nel corso della mattinata le iniziali previsioni a 110 centimetri sono state ritoccate al ribasso diverse volte. Alla fine l'acqua alta si è fermata a 98. Fatto salvo che il Mose sarebbe rimasto fermo anche con 110 centimetri, l'altezza della marea sarebbe stata sufficiente a mettere sott'acqua gran parte di Piazza San Marco. Invece, a sorpresa, molte porzioni sono rimaste asciutte. Hanno decisamente chiuso le valvole che mettono in asciutto la Piazza San Marco. Sappiamo che sono ancora prove sperimentali, ma è evidente che funziona. In questo momento abbiamo circa 98 centimetri in Piazza San Marco, significa 13 centimetri sotto le procuratie, invece si vedono le persone che camminano comodamente, insomma c'è l'acqua, mancano le pompe. Sappiamo che il rifinanziamento per la fine di questi lavori non è ancora stato fatto del tutto, ci auguriamo che al più presto ci sia l'ultima buona notizia. Il nuovo sistema antiacqua alta in piazza, del quale sono ben visibili i cantieri in questo momento di fronte alla Basilica di San Marco, era già entrato in funzione in fase sperimentale durante i concerti che si erano tenuti a luglio. Quanto ci vorrà perché finiscano questi lavori? Abbiamo un appuntamento settimana prossima con l'assessore Zaccariotto, si era parlato ancora di tutto il 2025, quindi noi ci auguriamo che per autunno 2025 il problema acqua alta in Piazza San Marco sia definitivamente scongiurato. Il costo di realizzazione del Mose, che non è ancora finito, è di 6 miliardi e mezzo di euro, 35 arresti e un centinaio di indagati per tangenti, fondi neri e false fatturazioni. La manutenzione del Mose costa circa 63 milioni di euro l'anno. Ogni alzata delle sue 78 paratie mobili costa 211 mila euro. Il Mose non si può attivare sempre, anche perché precluderebbe l'attività del porto commerciale di Venezia. In questa prima fase il nuovo sistema a difesa di Piazza San Marco si sta dimostrando efficace. Il fatto che Piazza San Marco sia contenta e sorpresa di questa bellissima novità di oggi, però non risolve i problemi che abbiamo intorno a tutto il resto della città, perché ricordiamocelo, a 110 centimetri circa il 12-16% della Venezia insulare va sotto acqua. La polizia locale ha sgomberato un edificio abbandonato, siamo a Marghera in via Carrera, sul posto anche il personale di Veritas per la messa in sicurezza dello stabile e la rimozione dei bivacchi. L'abitazione era chiusa e non aveva alcun segno di effrazione, mentre nel giardino è stato trovato un furgone abbandonato. Gli operatori in servizio hanno quindi messo in sicurezza il perimetro con la posa di reti elettrosaldate e ripristinato la recinzione abbattuta all'interno. Gli agenti non hanno trovato nessuno. Siamo a Cavallino per raccontarvi la storia di un bagnino che è stato multato di oltre 1.000 euro per aver salvato una donna in mare, ma senza avvisare prima la capitaneria. Lo scorso 3 settembre nella spiaggia di Casavio a Cavallino Treporti, Saverio Amato, 44enne veterano dei bagnini in servizio, ha salvato una turista straniera di 70 anni che aveva accusato un malore in mare. Dopo 2 settimane è stato sanzionato dalla Capitaneria di Porto con una multa di 1.032 euro. Il motivo? La violazione di una norma dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede la segnalazione immediata all'ufficio marittimo di una grave situazione di pericolo per la vita umana in mare. Ma per Saverio quel giorno la priorità era salvare una vita.
è impossibile che nello stesso momento del 118 chiamiamo la Guardia Costiera, perché perdiamo minuti preziosi, i 2-3 minuti che possono essere fatali. Quindi io personalmente con la mia squadra abbiamo valutato che era una cosa impossibile, fin dall'inizio non ci abbiamo neanche pensato di chiamarli, appunto perché le tempistiche non lo permettevano, ma sono stati avvisati dopo. La signora sta bene, ma per Saverio, che nel 2021 ha ricevuto una lettera di encomio proprio per un salvataggio, e i suoi colleghi, l'amarezza è tanta, soprattutto alla luce del fatto che durante l'estate i Bagnini avevano minacciato di incrociare le braccia a Ferragosto, contestando la severità delle multe applicate nei loro confronti, salvo poi rinunciare per senso di responsabilità. Questa multa per noi, per me e per tutta la nostra squadra è come uno schiaffo morale. Ora c'è il timore di agire in un salvataggio, dove spesso anche solo un secondo può essere fatale. La sua priorità è salvare la vita, anche perché sappiamo che le cellule cerebrali vanno in necrosi dopo 4-5 minuti di anossia, quindi di mancanza di ossigeno, e dentro 10 minuti sono dei danni cerebrali permanenti. Quindi la priorità in quel momento è salvare la persona, ossigenarla e prestare il primo soccorso. Tutto il resto, una volta relatato al 118, può venire dopo. Procedimenti che Amato ha seguito. I ragazzi adesso hanno più paura delle conseguenze di quello che fanno e questo non li rende sicuri e tranquilli nel loro lavoro. Cioè loro dovrebbero stare tranquilli a verificare, a sorvegliare i bagnanti per tutelare la sicurezza loro, invece si trovano con i problemi di dire faccio questo, sbaglio, non faccio questo, sbaglio, e le sanzioni partono sempre da 1.000 euro. E quindi uno ben guarderà dal fare questo lavoro con i rischi, tra l'altro la vita umana propria e le responsabilità che ha. Farà altri lavori comunque remunerativi e non verrà a fare il bagnino. Lunedì 23 settembre i lavoratori della Superjet sfileranno in corteo per Venezia da Piazzale Roma alla prefettura, dove una delegazione incontrerà il prefetto Darco Pellos. Siamo contenti che abbia deciso di incontrarci, dice Michele Valentini della FIOM CGIL. Sarà l'occasione per esporgli la situazione di un'azienda che potrebbe essere un gioiello di innovazione, invece rischia di dover chiudere. La situazione dell'azienda, nata anni fa da una joint venture tra Leonardo e i russi per la produzione in Siberia degli aerei e il loro allestimento e commercializzazione a Tessera, è nota. Le sanzioni decise da Bruxelles contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina hanno provocato il congelamento del 90% delle quote riconducibili ai russi, ora gestite dal demanio. Cala l'occupazione in Veneto ad agosto, ma per Confapi Venezia il dato più preoccupante sono i segnali negativi che stanno arrivando dal settore manifatturiero. Sentiamo. Secondo Veneto Lavoro, ad agosto si è registrato in regione un calo di assunzioni del 2%, con una perdita di 7.000 posti di lavoro rispetto al 2023. È il risultato peggiore degli ultimi anni. Ma nonostante questa battuta d'arresto, rimane il bilancio positivo di 77.000 posti guadagnati nel periodo compreso tra gennaio e agosto. Vista da Confapi Venezia, la situazione dell'economia regionale è in chiaroscuro. Riteniamo questo calo fisiologico e comunque il trend occupazionale positivo del 2024 rimane confermato. Vi sono però dei segnali, a giudizio di Confapi Venezia, negativi che vengono soprattutto dal sistema manifatturiero. Quindi abbiamo delle preoccupazioni, dei segnali preoccupanti relativi all'autunno. Quindi pensiamo a una ripresa di alcuni strumenti come la cassa integrazione. Confermata l'irreperibilità di alcune figure lavorative, specie quelle maggiormente professionalizzate, l'autunno potrebbe segnare un peggioramento del quadro occupazionale. Per questo, per il presidente di Confapi Venezia, Marco Zecchinel, i fondi del governo sono strategici. Si rendono quindi necessari e indispensabili i fondi del PNRR volti alla formazione e alla ricollocazione del personale, soprattutto in settori critici come per esempio l'automotive. Campo da calcio parrocchiale, siamo a Meolo, è stato negato alla squadra femminile Under 15 ed è scoppiata la bufera sulla decisione del parroco. Cerchiamo di capire un po' di più. Campo da calcio negato dalla parrocchia alle giovani atlete dell'Under 15 del calcio Meolo perché la comunità non è pronta, a cosa non si è ancora capito, ma quel che è certo è che la questione sta sollevando un vespaio di polemiche. Il campo è quello di Losson della Battaglia, frazione di Meolo, per il quale la locale società calcistica ha chiesto al parroco l'utilizzo ottenendo risposta negativa. Mi viene da dire inizialmente di sgomberare il campo da ipotesi di chiusura della comunità e discorsi
economici legati alla questione di genere. Assolutamente questo non rappresenta di certo la comunità lossonese o meolese, e sono convinto che qui ci sia anche un malinteso con le dichiarazioni che sono state rilasciate dal parroco. Lo stadio a Meolo c'è, ma non ci sono gli spogliatoi e i servizi separati per garantire la privacy delle atlete prima e dopo allenamenti e partite. Il sindaco auspica in una soluzione anche alla luce del notevole interesse che il calcio femminile sta riscuotendo tra le giovani del territorio. Quest'anno è la prima volta nella storia, diciamo, di Meolo che una squadra di calcio femminile si iscrive al campionato, e quindi si necessitano determinate strutture per garantire il regolamento e comunque anche giustamente da privacy la gestione anche degli spogliatoi. Dopo il no della parrocchia, l'amministrazione comunale ha trovato comunque una soluzione provvisoria. Ci siamo arrabattati, diciamo così, per trovare una soluzione di emergenza che consenta il cambio alle atlete negli spogliatoi del vicino palazzetto dello sport, e per poi farle trasferire in campo sportivo per giocare la partita. Il sindaco, a nome dell'intera comunità, spera che a breve sia possibile trovare una soluzione più adatta e comoda per le ragazze della squadra. Spero però che ci sia nel breve un passo indietro anche da chi ha detto questo no, secondo me troppo alla leggera, che ci ripensi quantomeno. È arrivata la risposta anche della diocesi di Treviso. Il parroco Don Roberto Mistroligo precisa che l'unico motivo del suo diniego del campo parrocchiale è semplicemente la mancanza dei tempi necessari per valutare la domanda e fare tutti i passaggi dovuti prima dell'inizio della stagione. Passaggi che devono essere rispettati sia a livello di parrocchia, con il coinvolgimento del Consiglio pastorale e del Consiglio per gli affari economici, sia con la diocesi. La frase sul fatto che la comunità non fosse pronta si riferisce, precisa Don Roberto, aprendo una porta per il futuro solo ed esclusivamente ai tempi di analisi e di risposta alla richiesta, non certo a preconcetti o a forme di discriminazione nei confronti delle giocatrici che avrebbero usufruito del campo. Le immagini ora di Mestre Land, che ha aperto i battenti alle ore 15:30, il grande parco divertimenti di Mestre per 11 giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. La manifestazione, alla sua seconda edizione, ospita oltre 60 attrazioni, il doppio rispetto allo scorso anno, un grande palco per i concerti con musica dal vivo, un'area retro games, uno spazio per cimentarsi nel soft air e un villaggio appositamente allestito con un'area di ristoro e mercatini. Adulti e bambini e famiglie potranno divertirsi a bordo dei giochi dell'ottovolante e fare un giro sulla ruota panoramica. Numerosa anche l'offerta culinaria. E allora con queste immagini ci fermiamo, grazie per averci seguito, siamo come di consuetudine al meteo e dopo di noi c'è TG Treviso. Arrivederci.